Ciao amici telespettatori, siamo di nuovo nella rubrica dei tipi strani e questa sera vi voglio presentare un ragazzo che per quanto riguarda la rubrica dei tipi strani cerca anche la sua anima gemella. Ve lo presento subito, si chiama Giovanni, ha 24 anni e viene da Marsala. Ciao Giovanni. Ciao Alberto. Allora tu hai 24 anni, giusto? Sì. E sei di Marsala? Sì, di Marsala. E cerchi la tua anima gemella? Sì. Come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? Ma fisico normale, ma magari mora. Magari mora. Basta che sia carina comunque, dai. Cioè, l'importante è che è carina. Sì, sì. La vuoi slanciata, secca, magra, come la vuoi? Che sia carina. Ecco, ma L'importante è che sia carina. non mi importa il fisico. Il fisico non ti importa? No. Ah, meno male, anzi già qualcosa. Vabbè, e gli occhi non hai preferenza naturalmente? Ma azzurri sarebbero belli, ma Anche se sono di un altro colore per te va anche bene. che siano. Vabbè, dimmi Giovanni, tu lavori? Sono in cerca di lavoro. Sei in cerca di lavoro? Sì. A quando, diciamo, ammonda la tua ex storia d'amore? Ha 2 anni e 7 mesi. 2 anni e 7 mesi. Sì. E quando vi siete lasciati? 2 settimane fa. 2 settimane fa. Quindi sei fresco fresco? Sì. Appena lasciato? Sì. Proprio di prima botta, diciamo. Giusto? Esatto. Va bene. E quanto sei alto? 1,75 m. Sei 1,75 m, c'hai gli occhi celesti, capelli biondi, quindi sei un bel ragazzo, sei carino. Quanto pesi? 65 kg. 65 kg, quindi sei pure bello pimpante, giusto? Sì. Va bene. Allora, bene ragazze, qui c'è Giovanni, 24 anni di Marsala. Per le ragazze che fossero interessate a Giovanni possono chiamare direttamente il suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Un'altra cosa, Giovanni, in occasione di questa registrazione, per quanto riguarda la rubrica dei tipi strani, perché giustamente dice perché è nei tipi strani Giovanni? Perché Giovanni vuole fare un'esibizione per queste ragazze che, diciamo, si faranno sentire per lui praticamente farà questa esibizione che per quanto riguarda mi pare le imitazioni, giusto Giovanni? Sì, qualche imitazione di qualche animale. Sai fare le imitazioni degli animali, anche di qualche personaggio, giusto? Sì, sì. Va bene. E noi qui stasera gli faremo fare a Giovanni delle imitazioni. Io ho qui un foglio dove sono scritti alcuni animali, va bene? Ok, cominciamo subito col cane. Continua. Vabbè, devi guardare i telespettatori, vero? Vabbè, ripeti col cane. Questo era un cane piccolo. Sì, Facciamo un cane più grosso. A me mi è sembrato lo stesso. mi esce sempre lo stesso. Vabbè, proviamo con un cane, diciamo, il papà del cane piccolo. Questo che cane era? Un San Bernardo. Un San Bernardo. Forte, fallo di nuovo, vediamo. Fai il cane piccolo? Forte. Vabbè, fai il cane piccolo che sta parlando con quello grosso. Sì, però la zampa non la deve alzare, solo la faccia. Bello, forte. Vabbè, continuiamo col gatto. Ripeti? Fai invece una gatta. Questa era una gatta? Ma a me mi sembra uguale. Uguale. Fai il gatto maschio. Mi sembrava lo stesso a me. Si somigliano comunque. Sì, si Vabbè. somigliano, ok. Vabbè, passiamo ora alla gallina. No, non mi viene bene magari. Facciamo il gallo. Vediamo? Ma perché alzi la zampa? La zampa la devi mantenere bassa. Mi viene distinta dal Lo so, ma tienila con l'altra. La mano. Ok, vai, ripetiamo col gallo. Bello. La papera. Forte, vai, ripeti. Ha schiacciato pure l'occhio. Sì. Vabbè. Per educato. Esatto. Ora facciamo attenzione, eh? Attenzione che questo è difficile. Il leone. Vediamo? Non mi
Fai il leone quando è arrabbiato. Mi viene difficile perché è lo stesso verso di quando è arrabbiato a quando parla. Vabbè, fallo arrabbiare un pochettino. Bello, bravo. Va bene, continuiamo con la tigre. Mi sa che è la stessa cosa del leone. Comunque. Vabbè, sentiamola, vediamo. No, non mi viene bene con la Vabbè. secca. Passiamo all'orso. Non lo so fare. L'orso non lo sai fare? No, no. Ah, non era in casa allora. No, non era in grado. Vabbè. Allora, continuiamo col pappagallo. Vediamo? Alberto, ciao! Bello. Il pulcino. Pulcino. Non lo so fare. Il pulcino niente. Niente. Vabbè. I gattini. No, non mi viene. Neanche. Erano praticamente no, insieme all'orso. Ah, sì. Vabbè. Il cavallo. Non lo so fare. Neanche il cavallo. No, nemmeno questo. Troppo difficile. Neanche un cavallo più piccolo, un puledro, non so. Niente. Vai. Che è un cavallo che rideva questo. Vabbè. Cavallo allegro. Un cavallo allegro. Vabbè, allora passiamo, attenzione perché questa è facile, questa la saprai fare sicuro. Il maiale, attenzione, Vediamo. Forte. Va bene, l'asino. Continua. Continua. Va bene, il cammello, attenzione, il cammello. Non so che verso faccio. Era insieme all'orso. Se n'è andato insieme all'orso ai gatti a fare un becchino. Va bene. Allora, passiamo alla pantera. Bella. Il puledro, abbiamo detto non lo sai fare. Non lo so fare. Va bene. Bene amici, abbiamo sentito le imitazioni degli animali, passiamo ora alle facce. Attenzione, Tu guarda la telecamera che io ti dico le facce che ci devi imitare. Fai una faccia che ride. Una faccia che ride con proprio compassione. È più Devi ridere però, devi ridere. Ah, devo ridere? Certo. Come devo ridere? Perché se non mi viene naturale non ci riesco. Vabbè, provaci. Dai. Allora, fai ora una faccia che piange. Mi Vabbè. sono commosso veramente. Vabbè, ora fai una faccia contenta, Ecco. una faccia scontenta. Ma ne esce buona. Una faccia arrabbiata, attenzione. Questa è una faccia arrabbiata. Sì. Beh, più arrabbiato di così non mi... Occhio, Una faccia maniacale. Che bello! Attenzione che questo è difficile, Sì. Una faccia che gode. Non so come devo fare. Come non sai come devi fare? Una faccia che gode non la sai fare? Sì, però... Quando godi come fai? Mi affronto un poco. Come ti affronti? Una faccia devi fare, non è che devi godere, dai. Come ci godo? Questa è una faccia che gode. Sì. Così godi tu. No, vabbè. E fai come godi tu. Una faccia proprio, non so, dopo che ti No, mangi dai, un che bel gelato, dopo insomma che ti mangi un bel piatto di pasta e godi tipo sì, ho mangiato un bel piatto di pasta, così. Non è che vuol dire una faccia che gode quello che No, pensi. io quando godo giusto? sto serio, per questo mi viene difficile. E tu fai la faccia, un'espressione esatto, un e po' tu più fai la sviluppata. faccia come godi quella tua praticamente. Dai, guardando la telecamera. Buonissimo, mato speciale, bello. Ok. Vabbè. Una faccia delusa. Mario. Più deluso di così si muore. Sono Ok. telefonate, si muore. Occhio, allora una faccia arrapata. Mi veniva meglio con la faccia da maniaco. Vabbè, ora passiamo invece ai personaggi. Che tipo di personaggi sai imitare tu? Ma Eros Ramazzotti. Allora facci l'imitazione di Eros Ramazzotti, dai. Ma è più quanto canto.
Quando canti, ok. Cioè, non la canto tutta, però magari un pezzettino. Va bene. E poi naturalmente io intervisto Eros Ramazzotti, giusto? Sì. Ok, va bene. Allora, guarda la telecamera e cantaci una canzone di Eros Ramazzotti, dai. Ok. Allora canterò Fuoco nel fuoco. Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei, mi basta poco ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, yeah, che cosa vuoi di più da me. Tu vuoi che al graffia, vuole che anch'io fortemente vorrei. Oh, oh, vorrei morire. Insomma, e così via. Bravo, bravo. Ci somiglia molto. Grazie. Allora, posso parlare con Eros Ramazzotti? Sì. Allora, passamelo. Ciao Eros. Ciao Alberto. Questo era Eros. No, insomma. Eros. Allora Eros non c'è. Vabbè, Eros, evitiamo, non sì. prendiamo. Ok. Evitiamo. Ok, va. evitiamo. Vabbè, bene amici, abbiamo visto il nostro Giovanni, 24 anni di Marsala, che ci ha fatto le imitazioni. E come ripeto, Giovanni è in cerca dell'anima gemella, per cui le ragazze che sono interessate a Giovanni possono chiamare direttamente al suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Giovanni ha fatto l'imitazione per voi, per cui ragazzi fatevi sentire, perché Giovanni è qui e aspetta le vostre telefonate, ok? Ciao da Alberto e ciao anche da Giovanni, ciao. Ciao amici, a dopo. Oh yeah!